Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Prealpina.it. Apriamo con la cronaca, con l'ennesima tragedia della strada. Questa volta l'incidente è avvenuto a Marcallo con Casone e la vittima è un uomo di 70 anni. Tutti i dettagli nel servizio curato dal collega Luca Spriano con immagini di Walter Todaro di Publifoto. Tragedia della strada questa mattina sulla statale 336 della Malpensa nel tratto tra Mesero Sud e Magenta nel territorio di Marcallo con Casone. Due auto si sono scontrate frontalmente e un uomo di 70 anni ha perso la vita. Soccorsi anche altri due uomini di 51 e 58 anni. Sono intervenuti l'elisoccorso di Milano, due ambulanze e un'automedica. Sul posto anche polizia stradale e vigili del fuoco. Lo schianto è avvenuto in un tratto della Boffalora Malpensa con doppia striscia continua, in corso gli accertamenti per capire la dinamica del sinistro, un malore oppure una manovra azzardata le ipotesi. L'incidente ha reso necessaria la chiusura del tratto di strada con pesanti ripercussioni sul traffico. Andiamo ora a Busto Arsizio, dove la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Varese ha effettuato un maxi sequestro da oltre 300.000 euro. Ce ne parla Marco Raimondi. Le fiamme gialle del Comando Provinciale di Varese hanno dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, con la quale è stata disposta la confisca obbligatoria di denaro e beni immobili per 319.000 euro nei confronti dell'amministratore di una società bustocca operativa nel settore della fabbricazione di articoli in materie plastiche, nei cui confronti è stata applicata la pena di 3 mesi di reclusione per frode fiscale. Tutto era iniziato nel 2016, quando i finanzieri di Busto avevano concluso una verifica fiscale per le annualità dal 2011 al 2014, riscontrando imposte evase per oltre 1 milione di euro. I conseguenti approfondimenti di polizia economica e finanziaria hanno consentito di appurare che parte degli illeciti fiscali riscontrati erano stati realizzati attraverso un sistematico utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. La condotta fraudolenta era così stata segnalata alla Procura della Repubblica e oggi si è arrivati alla confisca dei beni immobili a Busto Arsizio, che diventeranno patrimonio dello Stato. A Domodossola una donna di nazionalità nigeriana è stata trovata a bordo di un treno con ovuli di cocaina nascosti nel corpo. Per lei è scattato l'arresto. Ce ne parla Maria Elisa Gualandris. Trasportava 10 ovuli di cocaina per un totale di 160 grammi di droga. La donna nigeriana arrestata dalla Guardia di Finanza a bordo di un treno proveniente da Milano e diretto a Ginevra durante un controllo alla stazione internazionale di Domodossola. L'atteggiamento sospetto della passeggera è stato notato dai militari che hanno iniziato a rivolgerle domande incalzanti sui motivi del suo viaggio. La donna ha dato risposte evasive e così, ottenuta l'autorizzazione del PM, i finanzieri l'hanno accompagnata in ospedale per un esame radiografico che ha dato esito positivo. La lastra evidenziava infatti all'interno del suo corpo degli oggetti inseriti per via rettale e vaginale. Erano appunto ovuli di cocaina che, una volta tagliata e messa sul mercato, avrebbe fruttato tra i 70 e i 90 euro al grammo. La donna risulta essere inoltre percettrice del reddito di cittadinanza dal 2022. Per lei sono scattate le manette e ora si trova in carcere a Vercelli. A Saronno la notte scorsa blitz degli animalisti contro la sagra di Sant'Antonio. Vediamo il servizio. Locandine adesive nei punti nevralgici di Saronno, dal municipio alla chiesa, dalla stazione alla chiesetta di Sant'Antonio. Non sono state risparmiate nemmeno le auto della polizia locale. Questo l'atto con cui 100% animalisti, nella tardissima serata di ieri, martedì 10 gennaio a Saronno, ha manifestato ancora una volta contro la sagra di Sant'Antonio che si svolgerà domenica 15 e in occasione della quale lo stesso comitato ha già ottenuto di poter inscenare un presidio autorizzato. Il nuovo sindaco, scrivono gli animalisti in una nota, non ha cambiato niente riguardo all'uso di animali nella manifestazione e al modo in cui saranno trattati. Quindi i nostri militanti saranno presenti in città già di prima mattina e anche dopo il corteo. La chiusura ha toni decisamente sopra le righe. Non si faranno sconti, tutti i responsabili devono capire che gli animali esigono rispetto. Quest'anno la nostra azione sarà più incisiva che negli anni precedenti. Domenica dunque, una giornata di festa popolare, rischia di prendere pieghe decisamente antipatiche.
Questa mattina a Varese in prefettura si è tenuto un vertice sul delicato tema della sicurezza stradale e in particolare per quanto riguarda i giovani. Sentiamo di che cosa si tratta nel servizio con le immagini di Agenzia Blitz. Io credo che questo tavolo, questa convocazione, questo vertice promosso, convocato dal prefetto di Varese sulla città e sulla provincia sia anzitutto un segno di attenzione che parte ancora prima del grande, importante appello, accorato appello che ha fatto il Capo dello Stato proprio nel suo discorso di fine anno, si è rivolto direttamente ai giovani e ai giovani ha chiesto di stare attenti, ai giovani ha chiesto di non sprecare la vita, di stare attenti sulle strade e quindi agire sulla prevenzione significa in altri termini questa mattina in modo molto pragmatico stabilire un patto con le istituzioni, con le autorità ed è quello che noi come associazione socioeducativa Ragazzi on the Road che da 15 anni portiamo avanti un format educativo che permette ai ragazzi di mettersi nei panni delle forze dell'ordine, delle istituzioni e anche dei soccorritori, quindi chi in pattuglia, chi in ambulanza, chi addirittura in centrale operativa, chi appunto schierato nei loro panni per poter comprendere e imparare attraverso la realtà. Noi crediamo che si debba agire sulla realtà e soprattutto sulla consapevolezza di questi giovani. Procedono i preparativi per le elezioni regionali che si terranno anche in Lombardia e sono fissate per il 12 e 13 febbraio. Ieri sera il PD di Varese ha presentato ufficialmente gli 8 candidati scelti per rappresentare la provincia. Oltre al consigliere regionale uscente Samuele Astuti ci saranno il segretario cittadino di Varese Luca Carignola, poi la vice segretaria provinciale del PD Alice Bernardoni e ancora Leonardo Balzarini, Ilaria Pagani, Ludovica Papalia, Valentina Verga ed Erika Papa. Da uno schieramento all'altro, oggi a Varese è stata presentata anche la lista di Forza Italia. Vediamo il servizio di Pasquale Martinoli, le immagini sono di Angelo Puricelli. Giuseppe Caldone, commissario provinciale di Forza Italia, oggi viene presentata la lista per le regionali, che squadra è e quali sono le ambizioni? Una squadra forte secondo noi, che proviene direttamente espressione del territorio, abbiamo avuto contatti costanti con tutti i nostri commissari, i nostri rappresentanti, abbiamo chiesto una disponibilità a fornire dei nominativi che dovevano essere supportati chiaramente da un gruppo di amici, un'area, un territorio, un coordinamento per far sì che fossero candidature vere. E abbiamo raccolto queste adesioni, la lista è molto bella, abbiamo cercato di mettere insieme le persone, sapete che sono 8 candidati, in provincia di Varese 4 uomini e 4 donne con alternanza di genere, le persone che secondo noi potevano portare quel valore aggiunto che insieme ai voti di partito possano consentire a Forza Italia, alla provincia di Varese, di esprimere il consigliere regionale. Pensiamo di aver raggiunto questo obiettivo, ce la giochiamo, scendiamo in campo per giocarcela, il nostro obiettivo è portare a casa un consigliere regionale. Passiamo ora allo sport. Basket. Colbeiros spinge la pallacanestro varese verso il sogno playoff. Sentiamo le sue parole raccolte dal collega Giuseppe Sciascia. Le immagini sono di Agenzia Blitz. Colbeiros a big win in Brindisi to reach the first goal of the season, the Italian Cup Final 8. Una grande vittoria a Brindisi per raggiungere il primo obiettivo della stagione, la qualificazione ai finali di Coppa Italia. It's a big win for us. I know this is one of our goals we had beginning of the season, and we're just trying to prove people wrong and just go out, play as a team, play the right way, and good things will happen. And that's what we're doing. We still have a long way to go, with the cup and then make the playoffs. So that's our goal, but we're just trying to get better each and every day. Una grande vittoria che ci permette di raggiungere il primo obiettivo stagionale, il primo obiettivo parziale. Vogliamo continuare ad andare in campo a giocare il nostro basket, a giocare nel modo giusto, play the right way, che è un'etichetta che Coach Presi e tutta la squadra continua a utilizzare e puntare ai playoff per continuare in questo ritmo. Nel calcio Serie D finisce l'avventura del Città di Varese in Coppa Italia. Sul campo del Gorgonzola i biancorossi hanno perso per 2-0 contro la Giana Erminio. I padroni di casa hanno chiuso la pratica nella prima mezz'ora con reti di Mandelli e di Calmi su rigore, affondando così un Varese in formazione sperimentale a causa del turnover. Questa è l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre domani alle 19. Una buona serata.